Allora, fino ad oggi sono state fatte 3.764 verifiche, sono state controllate quindi 3.764 aziende per un totale di circa 194.450 lavoratori, quindi un numero molto importante. Continuano senza sosta i controlli nelle aziende. Nel consueto punto stampa, l'assessore alla sanità Lanzarin ha illustrato i dati elaborati dai dipartimenti di prevenzione e dallo SPISAL delle aziende ULSS. Sono circa 243 aziende al giorno per 5.300 lavoratori circa in tutte le aziende sanitarie. Le aziende sono le aziende divise per vari settori, da quello metalmeccanico, quello della grande distribuzione, alle confezioni alimentari, alla ferramenta, al trattamento dei rifiuti, insomma chimica, insomma, quindi molto distribuite anche come categorie. Nessuna azienda in seguito ai controlli è stata sanzionata o chiusa. Lanzarin ha poi annunciato l'entrata in funzione delle unità speciali, le cosiddette USCA. Ed è iniziato anche perché c'è stato un protocollo che è stato varato dal Comitato Scientifico Veneto, la somministrazione a casa dei farmaci, quello per gli antimalarici, la clorochina. Agli antimalarici. Da oggi abbiamo anche, sono entrate in funzione da ieri le USCA, che sono le unità speciali che sono state costituite tramite il decreto tramite il DPCM del governo, che vanno ad affiancare quindi e a sostenere i medici di medicina generale nel controllo quindi anche a domicilio e anche nella somministrazione dei farmaci. E abbiamo inserito anche le USCA per la somministrazione dei farmaci accanto ai team che oggi ogni azienda sanitaria ha costituito per la verifica all'interno delle case di riposo, perché anche in questo caso iniziamo con la somministrazione di questi farmaci alle persone positive che ci sono all'interno delle case di riposo e che possono sostenere una cura farmacologica di questo tipo.